Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Il Presidente Oliverio ufficializzerà nelle prossime ore i nuovi componenti dell'esecutivo, scelte rosa per completare e rinnovare la giunta, previsti altri interventi per lo snellimento della struttura. L'ANAS investe in sicurezza, alcuni cantieri sulla 2 chiuderanno entro il 25 aprile, per gli altri bisognerà aspettare ancora, il tratto che presenta maggiori criticità, quello da Cosenza ad Altilia. Bene la ZES, ma non basta ridurre le tasse. Così Susanna Camusso, segretario generale della CGIL a Gioia Tauro, le proposte del sindacato per il rilancio economico del Mezzogiorno. Non ci sono tempi biblici, le liste d'attesa nel Vibonese sono nella norma, la precisazione del direttore dell'azienda sanitaria di Vibo dopo il caso del pensionato che per un esame cardiologico avrebbe dovuto aspettare 2 anni. L'uomo ha ricevuto la prestazione nei giorni scorsi. Finisce domiciliare un imprenditore di Acri. L'uomo avrebbe bastonato un suo dipendente, un afghano di 23 anni, che dopo 8 mesi di lavoro gli aveva chiesto la paga. Carolei è comune cardioprotetto, inaugurato nel centro del Cosentino il primo defibrillatore ad uso pubblico. Gli effetti dell'arte, della musica e del teatro sui malati di Parkinson, anche a Cosenza, celebrata la giornata mondiale. Buonasera dalla redazione TG10. Dunque aumentano le quote rosa nella Giunta Oliverio, presto conosceremo anche i nomi delle personalità che andranno a colmare i vuoti nell'esecutivo. Per il momento quello che emerge è che saranno 3 donne ad affiancare il governatore, che pensa anche ad altre misure da mettere in atto per snellire la struttura regionale. Il servizio di Anna Franchino. La nuova giunta regionale è addirittura d'arrivo. Oliverio la ufficializzerà nelle prossime ore. Probabilmente l'annuncio arriverà domani e lunedì la presentazione alla stampa. Il governatore ha scelto di rimpinguare l'esecutivo di figure femminili con 3 donne provenienti dalla società civile e dal mondo del volontariato. 3 new entry per un governo rosa, insomma, quello che sta per varare il Presidente, ma non è la sola novità che interesserà questa seconda fase della legislatura. Altri interventi previsti da Oliverio riguardano lo snellimento delle strutture che affiancano gli assessori, lo smembramento delle partecipate e, cosa più importante, la rotazione dei dirigenti nei settori chiave della burocrazia dell'ente. Il governatore vuole in pratica inaugurare questa seconda e decisiva fase della legislatura, apportando correttivi sostanziali alla sua idea di governo, ritenuti necessari per un progetto politico a lunga scadenza, se è vero, come va ripetendo da qualche tempo, di pensare alla ricandidatura. Gli aggiustamenti immaginati, a dire il vero, erano già stati illustrati nel corso degli incontri che Oliverio ha avuto con i consiglieri della maggioranza, sia nel famoso pranzo di Rende che nella riunione alla Cittadella. A proposito di consiglieri, fra le novità che saranno introdotte figura anche un nuovo organismo che il Presidente chiama cabina di regia e che sarà formato da un numero di 5 consiglieri con il compito di collegamento fra la Giunta e il Consiglio regionale, visto che in passato più volte questo problema è stato evidenziato da chi siede nell'aula di Palazzo Campanella. Apriamo la pagina per affrontare il tema della viabilità e cominciamo dalla autostrada, dalla A2 del Mediterraneo, lavori sulla carta terminati nel 2016, ma ci sono ancora alcuni tratti che presentano dei punti critici, diversi cantieri aperti, alcuni di questi, assicura l'ANAS, saranno chiusi entro il 25 aprile, per altri bisognerà aspettare ancora un po'. Il tratto che presenta maggiori criticità è quello che va tra Cosenza ed Altilia. Sentiamo. Adesso si chiama A2, ma i problemi per gli automobilisti ci sono ancora. Certo sarebbe ingiusto non evidenziare che per la maggior parte del tracciato l'autostrada è di gran lunga cambiata, anche se restano un bel po' di chilometri che ricordano la vecchia A3, appunto. Tratti retaggio di un tempo lontano che ricadono, guarda caso, in provincia di Cosenza. Ma questo è un dettaglio. Resta il fatto che, nonostante il taglio di autostrada moderna evocato a più riprese dall'ANAS, gli automobilisti incontrano quotidianamente non poche difficoltà nel percorrerla,
Cominciamo con l'evidenziare la dannazione delle corsie uniche, dei restringimenti e dei lavori sempre in corso, e così gli automobilisti sono costretti a sobbarcarsi lunghe code. Abbiamo affrontato una campagna di manutenzione straordinaria massiccia, come vedete. Vi invitiamo soltanto ad avere un po' di pazienza perché stiamo lavorando per la sicurezza degli utenti. D'accordo, la pazienza non ci manca, visto che per oltre 20 anni l'abbiamo spesa nel percorrere la vecchia A3, ma adesso che il progetto è altro, la domanda ricorrente è questa: fino a quando dovremo convivere con i cantieri? Alcuni cantieri saranno chiusi entro il 25 aprile, altri proseguiranno e in ogni modo per l'esodo saranno tutti quanti rimossi. Stiamo facendo gli interventi per il rifacimento della pavimentazione, dei giunti, interventi sulle gallerie che presto vedrete avranno un aspetto molto migliore e anche nella sostanza saranno più sicure per gli utenti. Nello stesso tempo stiamo facendo degli interventi importantissimi per la prevenzione delle frane. Il dato positivo è che sono diminuiti gli incidenti mortali, resta però il nodo di alcuni tratti ancora non completati, come ad esempio su quello che va da Cosenza ad Altiglia, dove si viaggia su una sola corsia. Stiamo facendo anche degli interventi sul viadotto Stupino, che è un nostro malato lungodegente. Ora faremo degli interventi sugli appoggi per dargli maggiore sicurezza. Penso che l'anno prossimo invece affronteremo un intervento di manutenzione molto più massiccio, probabilmente andremo a realizzare delle antenne, degli stralli, realizzando un'opera che anche dal punto di vista architettonico avrà una sua valenza. L'ANAS dunque punta a garantire la sicurezza. Quest'anno andremo a spendere di manutenzione straordinaria quasi 60 milioni di euro, l'anno scorso ne abbiamo spesi 55, quindi parlo sia della viabilità calabrese sia della 2. E adesso a Catanzaro, dove con la firma della convenzione tra la provincia di Catanzaro e la ditta appaltatrice saranno realizzati i lavori di messa in sicurezza della galleria sulla statale 280 e quanto necessario l'apertura al traffico di questa arteria che rappresenta un nodo strategico sia per la provincia di Catanzaro che per tutta la regione Calabria. Sentiamo. Consegnati i lavori di ampliamento e ammodernamento della strada provinciale Fondovalle in Fiume Coracia SS 280. L'importo ammonta a circa 853.000 euro, mentre quello complessivo dell'opera è di oltre 1 milione di euro. Un'opera fondamentale per l'area centrale della Calabria, fruibile entro l'inizio di ottobre. Questa è una giornata importante perché riusciamo a sbloccare un'opera che abbiamo trovato in qualche modo impantanata tra le vicende legate all'incidente mortale che è avvenuto qualche anno fa e la strada è stata chiusa soprattutto per l'incidente mortale. Poi ci sono stati dei problemi strutturali in quanto una galleria non è sufficientemente sicura e si intende stabilizzarla e quindi necessitavano ulteriori risorse che la struttura, l'amministrazione è riuscita a recuperare e oggi abbiamo siglato l'affidamento dei lavori alla Giustino Costruzioni che in 200 giorni consegnerà l'opera e l'apriremo ai cittadini e alla città di Catanzaro. Il presidente Bruno ha ricordato l'operaio che ha perso la vita mentre era intento a svolgere il proprio mestiere nella realizzazione dell'opera. Ha ricordato che è stato necessario individuare ulteriori risorse pari a 900.000 euro per l'affidamento dei lavori alla ditta che si occupa della realizzazione. Un'opera strategica che collegherà la cittadella a Catanzaro Lido, ma non solo, si configura anche come una vera e propria trasversale perché dal nodo autostradale intermodale dei trasporti di Lamezia Terme, quindi dal Tirreno, porta sullo Ionio, sulla statale 106 e su Catanzaro Lido, potenziando ulteriormente il collegamento dell'area direzionale della Calabria con il resto della regione. Per noi è un momento di grande soddisfazione, voglio ringraziare tutti e mi auguro che i cittadini di Catanzaro e della Calabria in 200 giorni possono avere quest'opera che può in qualche modo semplificare il sistema dei trasporti e mettere nelle condizioni i calabresi a raggiungere in maniera più veloce tutti i punti della Calabria. Bene la ZES, ma non basta ridurre le tasse, così Susanna Camusso, segretario generale della CGIL, a Gioia Tauro, le proposte del sindacato per il rilancio economico del Mezzogiorno. Sentiamo.
Sostenere, programmare, connettere, prendersi cura sono le 4 idee programmatiche al centro della strategia nazionale per la crescita, l'occupazione e lo sviluppo del Sud e del Paese che la CGIL nazionale ha presentato questa mattina a Gioia Tauro in occasione dell'iniziativa L'Italia del Mezzogiorno. A dare solennità all'evento è arrivata la segretaria generale della CGIL Susanna Camusso, che in un'aula strapiena dell'Auditorium Severi Guerrisi ha esposto le tesi del sindacato che coordina. CGIL che ha elaborato un'articolata strategia nazionale per rafforzare le condizioni economico-sociali del Mezzogiorno, favorire crescita e occupazione e permettere così una vera inversione di tendenza per tutto il Paese. Riproporre come grande questione quella della presenza industriale. La prima proposta che noi faremo è di avere un'agenzia nazionale per lo sviluppo che si ponga il tema di coordinare e di scegliere l'investimento industriale. Il secondo tema, qui già noto, è come avere fatto giustamente la scelta delle zone economiche speciali, però questa si inserisce in una strategia di sviluppo, non unicamente in una strategia di riduzione contributiva, e c'è ovviamente legato a questo il ragionamento di che cosa vuol dire infrastruttura, che siano infrastrutture non solo locali ma che rideterminino una mobilità nazionale effettiva. Da qui la CGIL rilancia una iniziativa che pone al centro il Sud con i suoi problemi e naturalmente lo fa qui a Gioia Tauro in un punto strategico per dispiegare una politica che concretamente possa aprire al Sud nuove prospettive e soprattutto fare del Sud una risorsa per il Paese. Io credo che adesso bisognerà lavorare perché appunto gli investimenti possano riempire di contenuti questo strumento che è di fondamentale importanza. E i problemi del Mezzogiorno sono stati affrontati anche nel corso del congresso della UIL, durante il quale Santobiondo è stato riconfermato segretario regionale del sindacato. Santobiondo è stato riconfermato all'unanimità alla guida della UIL calabrese dagli oltre 200 delegati presenti all'11° congresso regionale del sindacato. Santobiondo inizia così il suo secondo mandato. È un impegno importante, la nostra organizzazione cresce sia sul piano nazionale che sul piano territoriale, questo ci dà grande forza ma ci dà anche grande responsabilità. Lo sappiamo di poter svolgere all'interno di questa regione che manca di riferimenti purtroppo da parte della politica un punto di riferimento. Lavoreremo per questo programma che noi abbiamo di diventare punto di riferimento sul territorio sempre più forte per dare, come dire, un nostro contributo positivo alla ripartenza di questa regione. Ai lavori congressuali che si sono svolti a San Betello nel Regino, presente anche il segretario generale della UIL Carmelo Barbagallo, il quale si è soffermato sui problemi del Sud, ad iniziare dall'occupazione. Ma qual è oggi il ruolo del sindacato? Noi dobbiamo parlare con la gente, non alla gente, dobbiamo stare in mezzo ai lavoratori, non lontano dai lavoratori, noi dobbiamo stare in mezzo ai giovani perché dobbiamo fornirgli la speranza per il futuro, noi dobbiamo stare in mezzo ai lavoratori per fare contratti e contrattazione. Un sindacato che non fa contratti, che non fa contrattazione diventa una bocciofila e penso che non serve né al Paese nemmeno al Sud e non serve al fatto che bisogna rivendicare e non fare contrapposizioni. Noi non dobbiamo essere né troppo vicini ai governi o alle opposizioni né troppo vicini alla politica dei partiti, ma dobbiamo rivendicare il ruolo che è quello di fare sindacalisti. Parliamo adesso di sanità, c'è una precisazione che arriva da parte del direttore dell'azienda sanitaria di Vibo dopo il caso del pensionato che per un esame cardiologico avrebbe dovuto aspettare 2 anni. L'uomo, chiarisce il DG, ha ricevuto la prestazione nei giorni scorsi, non ci sono tempi biblici, le liste d'attesa nel Vibonese, dice il direttore, sono nella norma. Sentiamo. Un malefico sortileggio sembra battutosi su Vibo Valentia, costretta a vivere il triste destino di essere protagonista, suo malgrado, delle cronache in negativo che attirano l'attenzione dell'opinione pubblica nazionale. Il nuovo caso, del quale giornali e TV nazionali si sono interessati, è l'assurda vicenda di un paziente ottantenne che si è visto prenotare la propria visita cardiologica tra 2 anni. Una situazione inverosimile, certo scandalosa, quanto in realtà non vera. Si è trattato di un semplice errore, ha voluto
voluto chiarire il direttore generale dell'azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia, che ha spiegato i termini della vicenda ed assicurato che simili situazioni non avvengono neanche nella tanto bistrattata sanità calabrese e vibonese in particolare. È paradossale il fatto che un cittadino si rechi ai nostri sportelli e abbia una prenotazione a 24 mesi dalla data dello sportello medesimo. Quindi bastava che il cittadino ci avesse segnalato questa incongruità, che sicuramente l'azienda sarebbe intervenuta. E se posso fare la precisazione, l'azienda è intervenuta perché lo specialista medesimo lo stesso giorno ha assicurato, lo stesso giorno della prenotazione, cioè il 6 aprile, il nostro specialista, interpellato dai familiari del soggetto, del paziente, ha assicurato la prestazione al giorno 10, che è stata regolarmente effettuata. Quindi penso che, se mi posso permettere, crearne un caso nazionale forse è stato un pochino, come dire, oltre misura, perché bastava segnalare il caso come hanno segnalato e come noi siamo intervenuti, quindi non riesco a capire perché essere finita sulla cronaca nazionale. Noi, come tutte le aziende, abbiamo un ufficio relazione con il pubblico, dove arrivano molte segnalazioni e molte lamentele e noi rispondiamo a tutti. In pratica, qual è l'incidente che si è creato e soprattutto a questo punto una paziente che si rivolge a questa azienda sanitaria che tempi ha? Allora guardi, noi abbiamo delle prenotazioni chiaramente che vanno a 3 giorni di tempo di attesa, a prestazioni che vanno a 50 giorni. Però le posso assicurare che nella nostra azienda, su tutto il territorio, noi possiamo nel termine di 10-15 giorni dare delle risposte a tutti. La cronaca adesso, l'ex consigliere regionale Franco La Rupa, di 60 anni, di Amantea, è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Paola in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Corte d'Appello di Catanzaro. Sentiamo. Dovrà scontare 3 anni di carcere l'imprenditore Franco La Rupa, ex sindaco di Amantea ed ex consigliere regionale, che torna in carcere per scontare la condanna inflittagli per il sostegno che avrebbe ricevuto dalla cosca 'ndrangheta dei Fora Stefano in occasione delle elezioni regionali 2005. La Rupa, il 21 luglio 2017, era finito in carcere per essere poi scarcerato il successivo 3 agosto nell'ambito di un'inchiesta per reato di scambio elettorale politico-mafioso. L'ordine per la carcerazione odierna è stato emesso dalla Procura Generale presso la Corte d'Appello di Catanzaro. Il politico di Amantea, 60 anni, è stato interdetto dai pubblici uffici per 5 anni e sconterà la pena nel carcere di Paola. L'ordinanza è stata eseguita dai carabinieri della Compagnia di Paola alle direttive del Comando Provinciale di Cosenza, diretto dal tenente colonnello Piero Sutera. Chiede la paga e viene bastonato, arrestato dai carabinieri un 52enne di Acri, datore di lavoro di 3 giovani extracomunitari sfruttati e non pagati. L'uomo è accusato di sfruttamento del lavoro e lesioni gravi. Sentiamo. Dopo 8 mesi di lavoro massacrante nei campi, 7 giorni su 7, dalle 5 del mattino alle 19 di sera, un 23enne afghano si è recato dal datore di lavoro, un 52enne di Acri, per chiedere di essere pagato. L'uomo ha risposto con insulti e minacce. Poi, siccome il giovane insisteva, si è armato di badile e lo ha colpito alla testa, lasciandolo in una pozza di sangue. Solo l'immediato intervento dei carabinieri nella città della Sila ha salvato la vita del 23enne, portato prima in ospedale ad Acri e successivamente a Castrovillari. Le indagini dei militari, coordinate dalla Procura della Repubblica di Cosenza, hanno accertato i fatti e in particolare come l'uomo, che non può essere definito imprenditore, sfruttasse i 3 dipendenti, tutti stranieri, tutti in grave stato di indigenza, costretti a subire, hanno evidenziato gli uomini dell'Arma, angherie e minacce. Nuovi schiavi non è retorica, in un paese in cui la prepotenza dei pochi è possibile grazie all'indifferenza dei tanti. Il datore di lavoro, lo possiamo chiamare così, secondo quanto verificato dai carabinieri, impiegava i giovani in lavori edili, nella coltivazione dei campi e nella custodia di animali, nella più totale assenza di indumenti di lavoro idonei ed apparecchiature mediche in caso di infortunio. Il 52enne di Acri è stato arrestato e posto ai domiciliari per i reati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro e per lesioni personali aggravate.
Regionale. Non è la prima volta che l'attenzione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Cosenza, agli ordini del Tenente Colonnello Pietro Sutera, intervengono in maniera fattiva per contrastare il fenomeno del caporalato. Va ricordata l'operazione Accoglienza che nel maggio del 2017 ha portato a Camigliatello Silano all'esecuzione di 14 misure cautelari. Nel Palazzo di Giustizia della città dei Bruzzi l'attenzione è alta per individuare situazioni di sfruttamento del lavoro con l'impiego di cittadini extracomunitari. Altre storie nei nostri 100 secondi di cronaca, vediamo. Aveva impiantato in alcune pertinenze della sua abitazione una serra artificiale per la produzione di marijuana. Un uomo di 54 anni residente ad Ardori è stato arrestato dalla Guardia di Finanza di Reggio Calabria con l'accusa di illecita coltivazione, trasporto e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo è stato fermato per un controllo e trovato in possesso di una borsa di carta contenente oltre 1,5 kg di marijuana. Ampliata la perquisizione alla sua abitazione, è stata individuata la serra riscaldata grazie ad un allaccio abusivo alla rete elettrica e trovate 108 piante di marijuana, assieme ad altri 7 kg di stupefacente, 1 grammo di cocaina e alcuni semi. La droga, una volta immessa sul mercato, avrebbe fruttato almeno 380.000 euro. I finanzieri del Comando Provinciale di Crotone hanno trovato e sequestrato nel quartiere Fondo Gesù oltre mezzo chilo di sostanza stupefacente fra eroina e marijuana. Nell'ambito di attività di controllo attuate con l'ausilio di cani antidroga, hanno scoperto la sostanza all'interno di vani adibiti a contenere i contatori dell'acqua di un condominio. La sostanza, 432 grammi di eroina e 102 grammi di marijuana, una volta immessa sul mercato, avrebbe fruttato 60.000 euro. Era intento a pascolare i suoi ovini nell'area del castello normanno di Arena. Un pastore minorenne è stato denunciato dai carabinieri della compagnia di Serra San Bruno per pascolo abusivo. I militari lo hanno sorpreso che stava conducendo gli animali all'interno delle rovine storiche del castello e hanno deciso di intervenire per bloccare il gregge. Il giovane è stato identificato e i capi di bestiame sono stati sottoposti a controlli più approfonditi. All'esito dei controlli, in tutto 51 sono stati sottoposti a sequestro sanitario. Altre due notizie di cronaca, due brevi. A Catanzaro un giovane, uno studente universitario che a marzo si era reso responsabile di atti persecutori nei danni della fidanzata e adesso non potrà recarsi nei luoghi frequentati dalla giovane oggetto delle sue attenzioni, un provvedimento che è stato notificato dal commissariato di Catanzaro Lido al quale si era rivolta la ragazza. Altra vicenda, un incendio sulle cui cause sono in corso accertamenti ha interessato la notte scorsa l'isola ecologica del comune di Isola Caporizzuto in località Sant'Antonino. Ci sono dei danni, rogo spento dopo 4 ore. Inaugurato a Carolei nel Cosentino il primo defibrillatore ad uso pubblico, l'iniziativa dell'associazione Carolei rinasce in collaborazione con il 118, presenti alla cerimonia autorità civili e religiose del territorio. Carolei è comune cardioprotetto, uno dei pochi in provincia di Cosenza. Il primo defibrillatore ad uso pubblico sul territorio del municipio ha un suo posto ben visibile e centrale al servizio dei cittadini. Garantire un intervento tempestivo in caso di emergenza è l'obiettivo di una iniziativa salvavita. L'idea nasce da un episodio accaduto quest'estate da un cittadino di Carolei, colpito qui vicino da un arresto cardiaco. Fortunatamente, grazie ad un tempestivo intervento di un medico del posto, è riuscito a sopravvivere fino all'arrivo del 118 ed essere defibrillato in tempo. Ed allora, come associazione, abbiamo pensato di organizzare lo scorso dicembre un corso di primo soccorso tenuto in maniera del tutto volontaria da alcuni medici della centrale operativa del 118 di Cosenza, così da dare alcune nozioni di primo soccorso ai cittadini che hanno aderito, e durante la manifestazione abbiamo chiesto un contributo volontario per la realizzazione di questa opera che pensiamo renda il nostro paese più sicuro e maggiormente cardioprotetto. L'inaugurazione del defibrillatore con annesse telecamere di sorveglianza alla presenza delle autorità civili e religiose del piccolo centro, una festa resa possibile, sottolinea il primo cittadino, grazie alla collaborazione con le associazioni. Un ringraziamento devo darlo all'associazione Carolei Rinasce e soprattutto al 118 che con il loro corso ci ha dato la possibilità di avere questo defibrillatore. In programma l'installazione di un secondo defibrillatore nel territorio di Vadue.
Adesso parliamo della giornata mondiale per il Parkinson, che ha visto a Villa Rendano un incontro importante nel quale si è sottolineato quanto arte, teatro e musica abbiano degli effetti benefici sulla malattia. A Villa Rendano, che ospita il Museo Multimediale Consenzia e Itinera, in occasione della Giornata Mondiale del Parkinson, un importante convegno ha posto l'attenzione sugli effetti benefici che arte, teatro e musica hanno sulla malattia. Nel corso della serata è stata anche inaugurata la mostra Donne in divenire di Assunta Mollo, che sarà visitabile fino al 30 aprile. Quest'anno ho voluto far coincidere la data dell'11 aprile con l'inaugurazione della mia mostra personale, ma sottolineare un aspetto della malattia di cui si parla poco, e cioè l'importanza che ha l'arte nella denuncia e nella cura della malattia stessa. L'arte diventa uno strumento che ci aiuta ad esorcizzare parlandone e descrivendo la malattia. Io lo faccio attraverso le mie donne, attraverso i volti, i corpi di queste donne che variano a seconda del mio stato d'animo, del mio sentire. In occasione dell'evento è stata resa possibile la visita al Museo Multimediale Consenzia e Itinera al costo ridotto di €3. C'è una notizia che riguarda il calcio e gli effetti collaterali di una partita come il derby fra Cosenza e Catanzaro. Scrive dal Comune di Cosenza: ingenti danni ai servizi igienici del settore ospiti dello stadio San Vito Marula sono stati rilevati dai tecnici del settore infrastrutture del Comune di Cosenza durante un sopralluogo effettuato all'interno dell'impianto sportivo dopo il derby di domenica scorsa. In seguito a una vera e propria devastazione subita, i servizi igienici del settore ospiti, peraltro ristrutturati di recente, risultano inagibili per come accertato dai tecnici del Comune. In particolare sono stati divelti sia i collegamenti di adduzione che quelli di deflusso dell'acqua, con enormi disagi dovuti alle infiltrazioni che ne sono conseguite anche nella zona sottostante. E adesso il meteo per le prossime ore. Ben ritrovati da meteoincalabria.it. La nostra regione, risparmiata dal maltempo che invece interessa il centro-nord, viene raggiunta da correnti miti di origine nordafricana attivate dal profondo vortice ciclonico attivo sulla penisola iberica. Vediamo quindi cosa accadrà in dettaglio nelle prossime ore. Domani, innottati al primo mattino, ancora possibilità di foschie o banchi di nebbia sulle coste ioniche e sulla piana di Sibari, poi sereno o poco nuvoloso per passaggi di nubi medio-alte o velature. Clima mite e secco sulle zone tirreniche. Vediamo ora invece le mappe di mari e venti. Domani mosso o molto mosso il Tirreno, lo Ionio invece risulterà poco mosso il settore centro-meridionale, quasi calmo il Golfo di Corigliano. I venti spireranno da quadranti orientali, deboli o al più moderati. Per ulteriori dettagli consultate il sito meteoincalabria.it. Per il meteo è tutto, grazie per l'attenzione, appuntamento a domani. TG che finisce qui, ci vediamo nelle prossime edizioni, grazie per averci seguito, arrivederci e buona serata. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.